nel cannetto, poi dopo c'è tutta la stagionatura, poi la canna viene, tutta il fogliame, la buccia, ecco, tutta questa buccia per farle prendere il sole, così si rafforza la canna. E poi c'è un'ulteriore scenetta anche quando poi le vai a fare a cannellini per fare le ance, e quindi diciamo che se ne butta una quantità discreta perché scegliamo tutte le canne più elastiche, più secche per fare le ance. Adesso vediamo quindi questa è stata tagliata a febbraio, questa che ci rimane adesso è stata tagliata nel febbraio, diciamo, l'anno di febbraio del 2005, quindi ha fatto un anno a febbraio 2006 e oramai si avvia verso 2 anni. Si può lavorare anche dopo 2 anni che è stata tagliata la canna senza problemi. Io la seziono in questa maniera adesso per ottenere più cannellini possibile. Ecco, questa dell'ancia è l'operazione più delicata perché una lavera si può sempre correggere, diciamo, come un forro, puoi spostarlo di 1 millimetro o 2 se necessario per dare più volume alla nota o se la nota è troppo crescente, troppo calante, diciamo. Però essenzialmente bisogna costruire una buona ancia, ecco, è lo scoglio che tutti i costruttori di lavori devono superare, cioè prima di fare un'ancia veramente buona non basta un tirocinio diciamo di 1 anno, di 2 anni, ci vuole poi l'esperienza come tutte le cose, dopo ti aiuta. Adesso proviamo a spaccare un'ancia che serve per fare ecco, questa è la misura di un fiorasso in si bemolle, misura che noi chiamiamo compasso, solo un passo, un sardo, ecco, nei quali ci sono incise le distanze dei forellini che poi in base al diametro della canna andiamo a modificare più o meno, ecco, diciamo che per esempio da 1 a 5 o da 3 a 5, dipende un numero di riferimento come un altro, la nota non ha bisogno di essere spostata più di tanto. Ecco, pratichiamo questa piccola incisione qui, questa piccola lunettina qua, non so se si veda bene, diciamo così. Pratichiamo questa piccola incisione così, ecco, poi con la punta di un trincetto, ecco, dobbiamo cercare di aprire l'ancia. Con le incisioni molto più corte, più brevi. Adesso a questo punto lo strumento bisogna soffiare, tenere in osservazione un po' di tempo, vedere se mantiene l'armonia, se prende voce. In questo caso questa qui è un po' sotto, è un po' troppo dura confronto alle altre due,